Sul fronte del turismo è stato un 2023 da record. L'anno migliore del mondo? Ma che il migliore della storia, commenta un incontenibile Luca Zaia. I numeri in fila raccontano questo: oltre 21 milioni di arrivi e quasi 72 milioni di presenze, spalmate nell'arco dei 12 mesi, dal mare alla montagna e dai laghi alle città d'arte. Sono i numeri della regione più turistica d'Italia, questa è l'altra sentenza del presidente del Veneto. Si declinano così: arrivi cresciuti del 16,1% rispetto al 2022 e del 4,3% rispetto al 2019. Presenze aumentate rispettivamente del 9,1% e dello 0,9%. E perché il raffronto proprio con il 2019? Perché si è trattato dell'ultimo anno del boom pre-pandemia e superarne le cifre significa sancire definitivamente il ritorno alla normalità. Una normalità che per il turismo in Veneto ha questo identikit: i turisti nella nostra regione sono per il 70% stranieri e a fare la parte del leone sono i tedeschi, capaci quasi di eguagliare il numero degli italiani. Il turismo dalla Russia è chiaramente crollato, mentre con il venire meno di ogni divieto imposto dalla pandemia sono tornati a galoppare i flussi da oltreoceano, con il più 31,6% registrato dal 2022 al 2023 tra gli statunitensi. Soltanto il 30% invece dei turisti è italiano. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 22 marzo 2024. La prima notizia del giorno riguarda l'anno da record per il turismo in Veneto. Il 2023, in un anno quasi 72 milioni di presenze, più che nel 2019 pre-pandemia. Il presidente della regione Luca Zaia festeggia e dichiara: dobbiamo abituarci a flussi destinati a crescere ulteriormente. La notizia sui quotidiani del gruppo NEM in un articolo di Laura Berlinghieri. Allora, abbiamo visto i dati, leggiamo ancora qualche estratto dall'articolo. Nell'arco dell'anno si sono registrati 21,1 milioni di arrivi, sono i numeri della regione più turistica d'Italia, ha detto Luca Zaia. Soltanto il 30% dei turisti è italiano, come abbiamo visto. La maggior parte degli arrivi si conta da Germania, Austria e Stati Uniti. Gli arrivi sono cresciuti del 16% rispetto al 2022 e addirittura del 4,3% rispetto al 2019, ultimo anno prima del Covid. Insomma, sembra non conoscere limite la fame di turisti, la fame dei turisti da un lato e la fame di chi col turismo vive, fa economia e soprattutto realizza grandi profitti. Attorno alla pagina, alle prime pagine dei quotidiani del gruppo NEM, una serie di indicatori. Il top sono le montagne, cresce il turismo montano, i monti sono appunto la destinazione più attrattiva. Flop invece per le terme, leggiamo di un termalismo in calo. E poi il prosecco, turismo collinare in crescita naturalmente, ma la meta preferita in Veneto è il lago di Garda. Poi una serie di altri dati sui quotidiani del gruppo NEM. Aeroporti Nord-Est per l'estate 2024 previsto un più 5% secondo le stime di Save, la società che gestisce l'aeroporto Marco Polo di Venezia. È stato stimato un totale di circa 13 milioni di passeggeri. L'obiettivo ora è un volo diretto da Venezia per la Cina. E qual è la preoccupazione dell'assessore regionale al turismo in tutto questo aumento dei flussi turistici? Semplicemente una cosa: la tassa aeroportuale di Venezia, introdotta dal sindaco di Venezia Brugnaro, un alleato naturalmente di Zaia, Caner e compagnia cantante del centrodestra, ma comunque questo non impedisce al leghista titolare del turismo in regione di esprimere appunto preoccupazione per un balzello che potrebbe scoraggiare le compagnie aeree e spostare altrove le tratte. E infatti c'è una dichiarazione di un manager di Save che dice: la crescita sarebbe stata del 10% se le compagnie low cost non avessero rallentato per la tassa del comune. La crescita appunto dei numeri dei passeggeri negli aeroporti del nord-est, che invece per l'estate 2024 è prevista per il 5%, più 5%, non più 10%.
Vediamo poi gli effetti del turismo sul lavoro, 3.000 contratti in più, questo è il titolo sempre sui quotidiani del gruppo NEM, nei prossimi 3 mesi attese 38.000 assunzioni, il 10% in più rispetto al 2023, ma il sindacato, la CGIL, resta critica, l'industria arretra, ristorazione e alberghiero cercano profili bassi, insomma è un lavoro che cambia, è un lavoro meno qualificato di quello legato all'industria. Naturalmente è un lavoro più precario, spesso stagionale, che offre poche possibilità di crescita, quasi 10.000 rapporti di lavoro nel mese, mentre nel trimestre ne sono previsti quasi 40.000. Non è tutt'oro quel che luccica, insomma. E la notizia del 2023 come anno record per il turismo in Veneto è anche sulle pagine del Gazzettino di oggi. Tornano gli americani, con il 72% di presenze sono stati superati anche i livelli pre-Covid, scrive il Gazzettino, qui l'articolo è di Alda Vanzan. Campeggi e alloggi sono le sistemazioni più richieste, le vacanze però sono più brevi. Lago e montagna hanno il maggiore incremento nei pernottamenti, in calo le terme e le città d'arte. E anche qui viene riportata la dichiarazione di Zaia, prepariamoci all'overtourism, e Caner preoccupato per la tassa aeroportuale, Caner assessore regionale al turismo, e quindi in questa materia braccio destro di Zaia. Anche qua la notizia sugli aeroporti del nord-est, attesi 13 milioni di passeggeri estivi, traffico in crescita del 5% rispetto al 2023 sugli scali di Venezia, Treviso e Verona, sono molte le nuove destinazioni. E allora, dopo questa prima parte piuttosto lunga, anche dedicata alla notizia del giorno, il record storico dei flussi turistici in Veneto, voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Una notizia che riguarda la sanità e l'eredità in qualche modo della pandemia da coronavirus, un'eredità che in questo caso è giudiziaria. Allora leggiamo dalle pagine dei quotidiani del gruppo NEM: lo scontro sui tamponi rapidi in Veneto, al processo sarà sentito anche Crisanti. Sul banco degli imputati ci sono il paladino dei test Abbott Roberto Rigoli, colui che fu scelto da Zaia per coordinare le microbiologie del Veneto durante appunto le fasi più critiche della pandemia da coronavirus, e assieme a lui l'ex direttrice di Azienda Zero Patrizia Simionato, anche lei appunto sul banco degli indagati nel processo sui tamponi rapidi. Andrea Crisanti, ora senatore PD ma noto appunto per essere direttore della microbiologia di Padova, comparirà al processo come teste, naturalmente non sul banco degli imputati. È prevista la seconda udienza davanti al giudice di Padova, respinte tutte le eccezioni sollevate dagli avvocati Pavan e Moscatelli, leggiamo sui quotidiani del gruppo NEM, ma vediamo la notizia anche sul Gazzettino. Test rapidi, può andare avanti il processo a Rigoli e Simionato, respinta l'eccezione delle difese, ma il tribunale dovrà decidere se sentire Crisanti come teste o come consulente del PM. Ecco, qui nell'articolo di Marco Aldighieri una sfumatura in più. Vedremo come proseguirà quindi questo processo, ma torniamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM e vediamo rapidamente di che si tratta. Scrive Cristina Genesin: scandalo tamponi rapidi, dalla querel politica ora la battaglia è aperta in un'aula del Tribunale di Padova. Il processo va avanti e a testimoniare sarà chiamato il professor Andrea Crisanti, lo scienziato ordinario all'Università di Padova, eletto senatore PD, spodestato dalla guida delle microbiologie venete per volontà del governatore Luca Zaia quando espresse il suo disaccordo sull'impiego massiccio dei test rapidi per arginare i contagi, contestandone la validità scientifica. E Crisanti è anche autore dell'esposto che il 24 novembre 2020 ha innescato l'inchiesta destinata a portare sul banco degli imputati Roberto Rigoli, subentrato allo stesso Crisanti al vertice delle microbiologie, e Patrizia Simionato, allora direttrice di Azienda Zero, l'ente che gestisce tutti gli appalti in materia di sanità per la Regione Veneto, chiamati a rispondere entrambi di concorso in falso ideologico e in turbativa d'asta. Solo il primo, invece, cioè Rigoli, è chiamato a rispondere anche di frode processuale. Vedremo quindi come proseguirà il processo, mentre noi andiamo a concludere la nostra rassegna stampa con una serie di notizie flash. La prima, ancora in materia di sanità, la troviamo sui quotidiani del gruppo NEM. Con l'autonomia differenziata la sanità veneta rischia il collasso. A lanciare l'allarme è la Fondazione Gimbe,
che sottolinea un fenomeno spesso taciuto, e cioè per la tenuta della sanità veneta sono decisivi i flussi di pazienti dal sud, pazienti che vengono a curarsi in Veneto ma anche in altre regioni del nord dove l'offerta sanitaria è più diffusa, è più forse anche di qualità, ma pazienti che dal sud, ovvero dalle loro regioni, portano anche tanti soldi che dalle regioni del sud appunto vengono trasferiti alle regioni del nord, in particolare al Veneto, e quindi soldi che servono proprio per il funzionamento della sanità veneta. Quindi potrebbe essere contenuto all'interno dell'autonomia differenziata proprio un trabocchetto che andrebbe a penalizzare proprio le regioni dove la sanità funziona meglio. E poi passiamo alla pagina della politica regionale. Comunali, il centrodestra diviso, Lega sola, Fratelli d'Italia cerca lo sgambetto. Per ora accordo sicuro soltanto a Preganziol, Scorzè e Negrar. Rovigo è ancora senza candidato. L'articolo di Laura Berlinghieri per i quotidiani del gruppo NEM. E ancora, parlando di politica regionale, Zaia non sarà presente al vertice sovranista a Roma. Salvini dice è assente, giustificato. La giustificazione di Zaia la troviamo nella dichiarazione che ha reso al Gazzettino: non sarò a Roma sabato a una serie di inaugurazioni. Nel frattempo la candidatura del generale Vannacci nelle liste della Lega è congelata nelle europee. Il segretario Salvini dice c'è ancora tempo per le liste, ma appunto la notizia riguarda la mancata presenza di Zaia a questo vertice dei sovranisti. L'ultima notizia di oggi, ancora di politica, è un'intervista che il Gazzettino fa a Luca Claudio, già sindaco a Montegrotto e ad Abano, il sindaco delle Terme, anzi l'imperatore delle Terme, come scrive il Gazzettino, che dice: sono pronto a ritornare. La terza vita dell'ex sindaco di Montegrotto e Abano dopo la condanna e il carcere per tangenti. Per me la politica è panem et circenses, dice Luca Claudio, nutrire e far divertire. Ho sempre agito per il bene della polis. Vediamo come viene ritratto dal Gazzettino Luca Claudio. Nei suoi anni d'oro da imperatore delle Terme eravamo abituati a vederlo in municipio, ma soprattutto in strada tra la gente, camicia aperta e sguardo tronfio. Lo avevamo lasciato un anno e mezzo fa in un'aula di tribunale a Padova, chiamato a difendersi dall'ennesima accusa. Lo ritroviamo ora in una mattina di marzo nel suo nuovo ufficio di Saccolongo, ai piedi dei Colli Euganei, dipendente di una ditta che si occupa di recupero metalli. Dopo l'ascesa politica e la caduta giudiziaria, ecco svelata la terza vita di Luca Claudio, sindaco per 15 anni tra Abano e Montegrotto prima di essere arrestato, principale imputato nella Tangentopoli delle Terme. Sfoggia l'arte oratoria dei tempi migliori, capelli sempre lunghi e tatuaggi in bella mostra. Non so nemmeno più quanti ne ho, dice Luca Claudio. Tra gli ultimi ci sono 3 stelle dedicate ai miei figli che mi hanno dato la forza durante il carcere. E ancora, dice Luca Claudio, il carcere mi ha cambiato, non ho più la presunzione di fare tutto quello che volevo, ho capito la lezione. Non scorderò mai il rumore delle inferriate quando la cella si chiudeva e ora lavoro nel campo dei metalli, insomma una sorta di contrappasso. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana.